Feel the beat, il richiamo dell'alta classifica, la possibilità di accedere all'elite, alla top 5 di questo campionato di Serie C Girone B. Ci sono ancora dei posti che attendono le squadre che più saranno in grado di performare in questo lungo finale di stagione. Quest'oggi due società che si affrontano qui allo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto, due società amiche, molto amiche fuori dal campo, legate da un rapporto di grande empatia, di collaborazione fraterna, ma dentro il terreno di gioco, dentro il rettangolo verde, quest'oggi contano ovviamente, come sempre, solo i 3 punti. Permac Vittorio Veneto, Unterlandamen, 21esima giornata, buon pomeriggio da parte di Paolo Pappagallo, salutiamo in regia Federico Campodall'Orto, coadiuvato come sempre da Davide Parpinello, alle riprese torna il nostro Stefano Modolo. Partita, dicevamo, molto interessante, molto intensa quella che vi proporremo quest'oggi. Siamo a 6 giornate dalla conclusione del campionato e tante squadre sono ancora legate da un sottile fil rouge per quanto riguarda i punti che le separano in classifica. Queste due squadre hanno 4 lunghezze, in questo caso l'Unterlandamen a quota 30 punti al 7° posto, Permac Vittorio Veneto a quota 26 separato di 4 lunghezze, ma con una partita in meno rispetto alle rivali altoatesine. La squadra che quest'oggi affronteranno le Tose è cresciuta moltissimo nel corso del girone di ritorno, 3 le vittorie consecutive con cui si presentano quest'oggi allo stadio Paolo Barison, mentre la formazione di mister Massimo Zoni ha ritrovato la prestazione a Trento, ma oggi deve assolutamente ritrovare i 3 punti. La linea Federico Campodall'Orto e poi subito in campo per Vittorio Veneto Unterlandamen. Minuto però. Eccoci tornati qui dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto con grande puntualità. Le due squadre sono già scese sul terreno di gioco, c'è voglia di calcio, c'è voglia di offrire uno spettacolo ad alti livelli perché queste due formazioni davvero sono in uno stato di forma sì, certamente diverso tra di loro, ma sono legate da grande prestanza, grande voglia, grande qualità e possono ambire a quella che è la top 5 stagionale. Ricordiamo che le ragazze vittoriesi sono molto giovani e in questa stagione di transizione di nuovo corso stanno davvero ottenendo dei risultati molto lusinghieri. L'Unterlandamen, squadra esperta, ma vedremo quest'oggi, insomma, deve fare i conti con una rosa davvero numericamente molto corta con cui affrontare sia l'impegno di quest'oggi sia in generale il finale di stagione. Vedete le due squadre pronte per quelle che sono le foto di rito del prepartita, ovviamente il Vittorio Veneto con i colori classici con i quali l'abbiamo abbinato a più riprese in questa stagione, ovvero la maglia bianca con gli inserti verticali rosso-blu, i pantaloncini rossi e i calzettoni rossi. Dall'altra parte invece con questo completo fluo, con un colore che possiamo definire rosa shocking, l'Unterlandamen con i pantaloncini neri e i calzettoni viola. Abbiamo detto due squadre che fuori dal campo hanno davvero un legame solido che parte prima di tutto da un'amicizia molto radicata tra le due società. Pensiamo alla gara d'andata in cui è stato il presidente del sodalizio altoatesino, Fabiano Nardon, a chiedere un minuto di silenzio nel ricordo di Giovanni Gio Bolzan. C'è stata poi anche la consegna di una maglietta da parte della società vittoriese proprio alle ragazze, alla società di Cortina sulla strada del Vino in provincia di Bolzano. Come abbiamo detto però sul campo sicuramente la voglia, la rivalità è forte perché c'è la possibilità appunto di chiudere in quella che è la parte alta della classifica, giornata molto importante per quanto riguarda anche la lotta a promozione. Allora grande attenzione perché seguiremo i match di Brixen Cortefranca e Venezia Trento che di fatto decidono una buona fetta della lotta per la promozione, una sola mattonella a disposizione nella serie cadetta. Tutto pronto per il fischio d'inizio di questo match che sarà arbitrato dal signor Akash José Maria Noncedi, speriamo insomma di averlo pronunciato correttamente, della sezione AIA di Caltanissetta, coadiuvato dagli assistenti che sono Massimiliano Alvise Quaglia e Andrea Sprezzola, entrambi di Mestre. Partito allora il match con le Tose che attaccheranno da sinistra a destra rispetto al nostro punto di osservazione, ovviamente dalla parte opposta l'Unterland che ha subito recuperato un pallone, prova ora a premere, andiamo ovviamente a vedere quelle che saranno le formazioni di questo pomeriggio. Dicevamo Unterland reduce da 3 vittorie consecutive contro Isera, Oristano e Le Torri.
Le Tose invece sono a secco di risultati da 2 turni, ma sicuramente domenica scorsa a Trento hanno offerto una prestazione molto migliore, in crescita, rispetto invece al davvero roboante KO subito proprio qui al Barison nell'ultima occasione casalinga nel derby col Venezia. Vediamo allora le formazioni. Partiamo dall'Unterland Amen che schiera Tarantino tra i pali, poi Menegoni, Turrini, Erlicher, Casal, Per, Settecasi, Francesconi, Föstl, Nischler e Würich. Queste sono le ragazze agli ordini del signor Giorgio Giuliani, che peraltro è subentrato nel mese di aprile al posto del precedente tecnico con cui le ragazze appunto ospiti avevano cominciato la stagione, ovvero Francesco Bollino. Permac dall'altra parte con un 4-2-3-1, seguiamo però questa azione con Cimarosti, il cross in area di rigore, pallone allontanato, poi lotta a centrocampo. Dicevamo, Permac con Alice Bonassi tra i pali, difesa a 4 con Carlotta Gava e Monica Furlan esterni, Gava a destra, Furlan a sinistra. I centrali sono Tomasi e Martinez, centrocampo Tommasella e Modolo con Cimarosti e Govetto larghe, Bigaran alle spalle dell'unica punta che quest'oggi è Gaia Sovilla. Dunque il ritorno al modulo con cui mister Massimo Zoni aveva di fatto schierato, disegnato il proprio outfit tattico per la maggior parte della stagione. C'era stato poi un passaggio in corso d'opera al 4-4-2, ma nella partita contro il Trento abbiamo ritrovato appunto questo schema che è sicuramente molto nelle corde del condottiero pordenonese. Tose che ora manovrano col pallone tra i piedi, con Gava che prova il lancio in avanti a cercare lo scatto di Elena Govetto, rientrata proprio domenica scorsa contro il Trento, un rientro proficuo vista la marcatura con cui le Tose avevano sbloccato il match sul terreno di Mattarello, match che poi ha visto il Trento Calcio Femminile vincere 2-1 in rimonta con 2 gol già nell'ultima fase del primo tempo, ma abbiamo detto una prestazione sicuramente molto diversa da quella offerta dalle rossoblu contro il Venezia. Qui Monica Furlan va in anticipo con buona scelta di tempo su Alessia Erlicher, che è una delle migliori marcatrici per quanto riguarda la formazione altoatesina, insieme a Nadine Nischler, 6 gol a testa per le 2 giocatrici della provincia di Bolzano. Ora possibilità di cross in area di rigore, a cercare la deviazione vincente da parte della numero 29 Föstl, che con grande scelta di tempo subito porta in avanti l'Unterland Amen dopo 2 minuti e 49 secondi. Sorpresa centralmente la difesa del Permac Vittorio Veneto al primo lampo, al primo squillo dell'intero match. Subito il gol del vantaggio dell'Unterland Amen, lo segna Föstl ed è il suo 5º gol stagionale. Si avvicina a quelle che avevamo nominato poc'anzi come migliori marcatrici della squadra, ovvero Erlicher e Nischler, e quindi sorprese con un po' troppa facilità in questa occasione le ragazze rossoblu, subito costrette a inseguire. Abbiamo detto che per quanto riguarda i risultati sono 2 i KO consecutivi, ma abbiamo anche sottolineato come la prestazione di Trento sia stata molto diversa. Quest'oggi ci sono tanti temi in ballo, c'è sicuramente la voglia di cercare i 3 punti che mancano da oltre 180 minuti, c'è la voglia di trasformare la prestazione in qualcosa di più. Certo però il pomeriggio qui alla Paolo Barison è cominciato subito in salita, sarà anche per una specie di osmosi geografica con le ragazze che provengono appunto da quote sul livello del mare sicuramente molto più elevate rispetto qui a Vittorio Veneto. Unterland allora che può provare a sfruttare l'entusiasmo dopo aver colpito subito in apertura con la numero 29 Caterina Föstl, il lancio in avanti, l'anticipo di Furlan, poi Cimarosti va a duello con Casal, pallone che danza sulla linea dell'out, lo difende Furlan, poi modulo di prima, non si intende però con Silvia Cimarosti, schierata anche quest'oggi a sinistra, lei che è mancina, lei che può giocare su entrambe le fasce e che nell'ultima occasione nel finale di gara di Trento ha chiuso da punta anche per i problemi fisici che hanno colpito alla caviglia Giulia Trevisiol proprio nel finale di gara. Tra poco andremo a vedere anche le giocatrici a disposizione da una parte e dall'altra. Spinge Cimarosti, allora prova una reazione la formazione vittoriese con Cimarosti, gioco di gambe, può provare a mettere il pallone in mezzo, pallone che colpisce la schiena di una giocatrice dell'Unterland e poi la mette in calcio d'angolo Martina Menegoni per evitare l'agguato che poteva rivelarsi ferale da parte di Elena Govetto. Primo corner allora del match a favore del Permac Vittorio Veneto, che 2 minuti fa è stato colpito subito dalla prima incursione a firma Caterina Föstl, una deviazione volante su cross a destra che ha portato in vantaggio le ospiti. Pallone battuto corto, non si intendono però qui Cimarosti e Bigaran. Allora duello tra le 2 numero 92, da una parte Carlotta Modolo e dall'altra Alessia Erlicher, prova ad andare via Erlicher, ancora guadagna spazio, poi l'arbitro ha visto la trattenuta da parte di Carlotta Modolo e allora calcio di punizione che sarà
a filo con la linea dell'out che permetterà all'Unterland di mantenere il possesso del pallone. Dicevamo un pomeriggio che si prefigura molto interessante, soprattutto in vetta, perché il Cortefranca nella scorsa partita è riuscito a strappare con le unghie un 2-2 casalingo contro la Triestina dopo essere stato sul doppio svantaggio per gran parte del match. Seguiamo però l'azione perché difende il pallone con in area di rigore Föstl a duello con Tomasi, poi uno scontro, credo testa contro testa, tra le due giocatrici che in effetti si fermano doloranti. Il pallone peraltro non è uscito e quindi Tomasi lo deve mettere in fallo laterale. Direi una zuccata involontaria nel tentativo di lanciarsi contro questa sfera che vagava all'interno dell'area di rigore rossoblù. Dicevamo, giornata cruciale in vetta perché il Cortefranca ha ceduto 2 punti nel match contro la Triestina. Cortefranca che sinora è imbattuta in campionato, ha un ruolino sicuramente notevole, ovvero 15 vittorie e 3 pareggi in 18 match disputati. Però ha dovuto fare i conti con infortuni importanti come quelli delle 2 top scorer, delle 2 migliori marcatrici della squadra, ovvero Picchi e Scarpellini. Questo sicuramente ha costretto la formazione di mister Roberto Salterio, che fino a questo momento è stata comunque la leader indiscussa, a dover gestire qualche piccola criticità a livello d'organico. Certo, la Triestina è una formazione che nel girone di ritorno ha fatto e continua a fare molto bene e quindi è riuscita a strappare un punto sul difficilissimo terreno di Cortefranca. C'era riuscito solo il Brixen, attenzione qui, rischia un po' Bonassi, poi in area di rigore l'intervento di Modulo, ancora azione che prosegue, un po' confusa, alla fine sbaglia Bonassi, il pallone termina sul fondo. C'era stato un intervento di Tomasi, se non ho visto male, su Turrini, l'arbitro sembrava indeciso se indicare il dischetto, poi azione un po' confusa, alla fine Bonassi è riuscita a toccare il pallone che era stato però spizzato con la punta del piede proprio da Föstl. Allora calcio d'angolo, è il primo anche per l'Unterland che però come una lama nel burro in questi primi minuti sta mettendo in difficoltà le Tose. Calcio d'angolo a centro area, pallone colpisce la spalla di Laura Tommasella, poi ancora danza di rigore, la conclusione perentoria con l'esterno di Lea Casal, pallone che è terminato largo non di molto alla destra di Alice Bonassi. Allora Tose che devono riordinare le idee in difesa perché questa era una buonissima occasione. 7 minuti e 40 con l'Unterland avanti, con l'Unterland che ha avuto anche una piccola occasione per il raddoppio, non nitidissima ma sicuramente potenzialmente molto pericolosa. Allora Tose che devono farsi vedere, intervento su Bigaran, qui rischia qualcosa Gaia Vuric, il capitano della formazione altoatesina, formazione che si regge su un blocco di giocatrici storiche, formazione che peraltro è la più esperta di questo campionato. Attenzione per l'errore di Tomasi, allora possibilità, poi Tomasi rimedia sul tentativo di filtranti in verticale proprio da parte di Föstl. Tose che però devono assolutamente alzare il coefficiente di attenzione e concentrazione su questo match. Dicevamo, l'Unterland è la squadra più esperta di questo campionato, abbiamo visto all'opera qui al Paolo Barison formazioni giovanissime, l'Oristano e il Brixen su tutte, il Brixen addirittura con i suoi 18 anni di media è la formazione più giovane di questo campionato. In realtà insomma, lo scarto è davvero minimo tra Brixen e Oristano, 18.7 contro 18.9. Come anni di età media, l'Unterland con i suoi 26.9 è la formazione che almeno dal punto di vista anagrafico può vantare un maggiore coefficiente di esperienza. Formazione che ha visto negli ultimi anni le mirabilie di una grandissima giocatrice come Elisa Dalla Santa, di cui ricordiamo i gol nel match, nel derby tra Perma Chitorevento e Venezia, terminato addirittura con la manita da parte delle arancio-nero-verdi. Quest'anno sicuramente senza una delle giocatrici più rappresentative e più tecniche l'Unterland ha concesso qualcosa, soprattutto nella prima parte di stagione, meglio nella seconda parte. Attenzione al lancio in verticale per lo scatto da parte di Erlicher che ha un po' di campo, può provare a entrare in area di rigore, dribbla Tomasi, la conclusione però troppo strozzata sul primo palo, blocca Bonassi, qui corridoio in verticale per lo scatto da parte di Alessia Erlicher, abbiamo detto una delle migliori marcatrici. Lei e Nadine Nischler hanno realizzato 12 dei 42 gol, 43 anzi, visto la rete realizzata al secondo minuto, al terzo minuto di questo match da Caterina Föstl. 43 i gol stagionali, 29 i gol subiti. Dicevamo un Unterland che sicuramente dopo la ripresa del campionato, ma in particolar modo con l'inizio della bella stagione, ha regalato prestazioni e risultati in crescendo rispetto a quello che era accaduto nella prima parte di stagione. Nel frattempo gioco che prosegue con la formazione ospite ancora in possesso di palla, con il tentativo in verticale da parte di Nischler, l'uscita di Bonassi protetta anche da Monica Furlan. Ringrazia Alessia Erlicher lo spunto della compagna
Compagini che dicevamo fuori dal campo sono legate da un rapporto di profonda amicizia, lo ricordavamo in apertura, il bellissimo omaggio tributato per idea del presidente dell'Unterland Fabiano Nardon nella gara d'andata, un momento molto commovente, minuto di silenzio e maglia consegnata dal Vittorio Veneto all'Unterland nel ricordo di Giovanni Gio Bolzan. Certo, fuori dal campo grande empatia, ripetiamo che dentro il campo chiaramente non si fanno prigionieri, bisogna puntare al risultato finale, poi ci sarà tempo per collaudare nuovamente questo bellissimo rapporto. Peraltro abbiamo avuto modo di incontrare nella prepartita una delle giocatrici più, possiamo dire, più legate da un rapporto d'affetto allo spogliatoio rossoblu, ovvero Anna Caterina Per. Salutiamo anche la sua famiglia e il suo ragazzo. Ci teneva particolarmente Anna Caterina a fare questa dedica, lei che è sicuramente una delle anime pulsanti dello spogliatoio altoatesino. Attenzione al pallone in avanti, c'è spazio per Carlotta Gava che può pensare al cross, lo mette in area di rigore, prova ad andare Govetto, poi il pallone danza all'interno dei 16 metri dell'Unterland, ancora da Carlotta Gava che può provare a sfidare duello la propria diretta avversaria, il cross col destro, troppo su Tarantino che però ha bloccato il pallone che era sfilato oltre la linea di fondo in un primo momento. L'assistente del signor Nungcedi sembrava desideroso di concedere il corner, poi un gesto d'intesa con il direttore di gara e allora si è ripartiti dalle centrali difensive dell'Unterland Damen. Ormai 13 i minuti di gioco nel corso di questo primo tempo, di questo match valido per la 21esima giornata del girone B di Serie C, con l'Unterland Damen in vantaggio grazie al gol di Caterina Pföstl dopo 2 minuti e 50 secondi al primo affondo, poi un paio di occasioni interessanti ancora per la formazione guidata da Giorgio Giuliani, che dicevamo è subentrato nel corso del girone di ritorno circa un mese e mezzo fa al posto di Francesco Bollino, che era stato il mister con cui la formazione di Cortina sulla strada del vino aveva cominciato la stagione. Gara d'andata in cui le Tose avevano vinto sul terreno della provincia bolzanina 2-1. Terreno sempre insidioso, sempre difficile perché piccolo e molto compatto. D'altra parte l'Unterland ha costruito tanti risultati del proprio percorso stagionale, ovviamente parliamo di quelli più positivi, soprattutto tra le mura di casa. Attenzione al pallone ancora in verticale per lo scatto di Erlicher, Furlani in qualche modo, poi Gava con mestiere prova a mettere fuori casa Francesconi, poi duello tra le due, pallone che sta scivolando oltre la linea dell'auto, ha provato a difenderlo Govetto. Tentativo sicuramente volenteroso ma che non porta frutto, e allora rimessa laterale all'altezza dei 25 metri che sarà affidata a Gabriella Settecasi, classe 1991, sicuramente una delle più educate dal punto di vista tecnico della formazione dell'Unterland. Attenzione ancora all'occasione in area di rigore con il tentativo a giro da parte di Nadine Nischler, blocca Alice Bonassi. Permac che deve cominciare a alzare il proprio baricentro per portare pericolo verso la porta di Anna Tarantino, che è la più esperta del sodalizio. Quest'oggi in maglia rosa-nero, colori sociali che per quanto riguarda la trasferta, la muta ovviamente da casa, sono invece bianco-blu. L'altra particolarità sicuramente è che entrambe le squadre hanno avuto un ruolino di infortuni molto importante, bollettini sempre piuttosto corposi dall'infermeria, dall'una e dall'altra parte, perché le Tose sì hanno la panchina al completo dal punto di vista numerico, ma moltissime giocatrici a mezzo servizio. Mentre l'Unterland addirittura si è presentato qui a Vittorio Veneto con soli 2 cambi, che sono Angela Muco e Francesca Fiore. Per Mister Zoni invece a disposizione, oltre al secondo portiere Chiara Daronc, anche Arianna Fattorel e Luna Daros, oltre a Dalila Canzi, Giulia Trevisiol, Alessia Gallina, Karin Mantoani e Deborah Zilli. Abbiamo detto per la maggior parte sono giocatrici che hanno dovuto stringere i denti, hanno dovuto fare i conti con un iter di consolidamento dal punto di vista fisico. Questo vale sicuramente per il capitano Karin Mantoani. Quest'oggi il capitano è Laura Tomasella, che continua a essere la tedofora, la portatrice d'acqua del centrocampo rossoblu.
fonte inesauribile per quanto riguarda il gioco della formazione della Città della Vittoria. Proprio da Laura Tomasella ci sarà la possibilità di costruire un'azione interessante su questo calcio di punizione comandato dal signor Nunchedi. Col destro il metronomo di San Donà di Piave, si avvicina a lei anche Carlotta Gava, che però lascia campo e possibilità alla propria compagna di disegnare un traversone interessante in area di rigore. Due giocatrici in barriera per la formazione ospite, si sganciano le torri in area di rigore rosso-blu, pallone a cercare Govetto con la schiena, in qualche modo ha impattato la sfera Erlicher, poi pallone allontanato, l'ultimo uomo è Carlotta Martinis che tocca per Monica Furlan che deve andare col destro e lanciarlo in avanti, Govetto che però rientrava dall'offside, si alza subito la bandierina di uno dei due collaboratori del signor Nunchedi. Allora, calcio di punizione con l'Unterland che può gestire la sfera e ripartire. Pallone tra i piedi di Wörich che prova a avanzare, poi tocca a breve distanza, pallone però sporcato a Turrini, in ogni caso lo recuperano ancora le centrali difensive della formazione di Giorgio Giuliani, 7 casi, pallone poi per Francesconi, intervento di Sofia Bigaran, anzi si trattava in realtà di Nischler, la giocatrice che è stata toccata dalla numero 11 rosso-blu. Calcio di punizione, Tose che ora provano un accenno di pressione, Tose che devono scuotersi dopo questo primo quarto d'ora abbondante, sicuramente ad appannaggio delle avversarie, non solo dal punto di vista del mero risultato parziale. Allora, possibilità per Nischler che ha toccato poi per Menegoni, alza la testa Menegoni, prova ad andare in verticale, il tocco di prima da parte di Per, poi pallone aperto da Turrini nella zona di Francesconi, Nischler, ancora Turrini, 4 giocatrici addirittura su di lei, allora può provare a recuperare il pallone Gaia Sovilla, a far ripartire l'azione. Elena Govetto ha bisogno di assistenza, la ferma però 7 casi, poi Gava da dietro riesce a ripulire un pallone vagante potenzialmente pericoloso. Gava subito su di lei, la pressione da parte di Per, pallone in avanti, anticipo di Menegoni, molto aggressive le giocatrici dell'Unterland. Allora possibilità ancora per Nischler che pensa anche alla conclusione, poi si allarga sulla destra, su di lei ci sono Martinis e Furlan, prova la conclusione da posizione ormai molto molto defilata. Allora Cimarosti può provare a far respirare le ragazze di casa. Furlan molto vicine le giocatrici, qua pallone però perso da Modolo, allora possibilità ancora per l'Unterland con Pöstl che prova la conclusione, pallone che è uscito con una certa potenza dal mancino della numero 29 che ha già colpito Alice Bonassi dopo 2 minuti e 50 secondi, qui ci ha riprovato, sicuramente tanti i tentativi a rete per quanto riguarda la formazione di Cortina sulla strada del vino in questi primissimi minuti. Nel frattempo i primi parziali che ci arrivano dagli altri campi vedono il Trento in vantaggio a Venezia, abbiamo detto una delle partite più importanti di questa giornata. Attenzione però anche alla lotta a salvezza che offre sicuramente 2 sfide molto interessanti, qui l'uscita di Tarantino, abbondantemente in anticipo su Gaia Sovilla, perché 1-1 tra le Torri e Spal, e le Torri sono ancora matematicamente in lotta, salvezza che si preannuncia insomma molto complicata, qui intanto Martinis, intervento con la mano però secondo il direttore di gara. Soprattutto da segnalare il vantaggio del Porto Gruaro a Oristano, Porto Gruaro che ha perso lo scontro diretto di domenica scorsa in casa contro l'Isera. Sicuramente lo stadio Pierluigi Mecchia non è stata la tana fruttifera per quanto riguarda la formazione granata, però questa potenziale possibile vittoria in terra sarda contro un Oristano che diciamo non è ancora salvo matematicamente, ha concesso qualche punto in questa finale, potrebbe cambiare nuovamente gli equilibri. Intanto limite l'area di rigore rosso-blu, pallone ancora pericolosamente proprio sulla linea dell'area di rigore, ha provato a coordinarsi, sbilanciata col corpo però Nadine Nischler, e allora Alice Bonassi ha recuperato e fatto ripartire l'azione. Tomasella, subito grande pressione di Nischler che recupera ancora palla, attenzione perché Bonassi era fuori dai pali dopo la ripresa dell'azione. Qui Nischler ha calciato forse troppo morbida, anche disturbata sicuramente, ma se avesse trovato un tiro molto più a giro avrebbe creato guai non da poco all'estremo difensore di Casa Permac. Qui Gava, pallone però domato da Wörich che lo recupera centralmente senza troppe difficoltà. Ancora l'Unterland che sta davvero giocando bene in questi primi 20 minuti di gioco. Martinis
prova a allontanare, il pallone però è stato sporcato ancora una volta dalla grande pressione da parte delle giocatrici offensive della formazione ospite, che continuano a strappare palloni in zone molto molto pericolose, zone che potrebbero creare ulteriore costrutto per la formazione di mister Giorgio Giuliani. Qui il pallone, una trottola impazzita, rimbalza sui piedi di Marion Francesconi. Allora la rimessa laterale è per Carlotta Gava, cose che devono risistemarsi. Nel frattempo qualche piccolo problema, solo momentaneo, per fortuna per Anna Caterina Per, che si è immediatamente rialzata. Dicevamo, ragazzi rossoblù che devono risistemarsi, devono ritrovare quella quadra, soprattutto dal punto di vista offensivo, che in questi minuti è stata pressoché assente. Abbiamo detto che nella scorsa partita col Trento il gioco era stata sicuramente una delle note liete. Non si può parlare di prestazione positiva a tutto tondo, vista la vittoria delle avversarie, pur seconda in classifica e ampiamente in corsa per la promozione, come dimostra anche la vittoria che potrebbero ottenere quest'oggi a Venezia. Attenzione intanto qui a vuoto Martinis, allora Per a spazio, poi rinviene ben su Ilai Martinis, che non la molla e rimedia subito allora allo spazio concesso all'avversaria. Poi Nischler prova la conclusione, pallone che però rimane lì, Föstl, Gava su di lei, riesce in qualche modo a evitare da vera linea Maginot l'incursione avversaria, poi lotta strenua tra Turrini e Bigaran. Il buono calcio di punizione conquistato da Sofia Bigaran, che sta venendo molto ad aiutare le proprie compagne davanti alla difesa. Pallone in profondità, lo scatto di Cimarosti, c'è l'anticipo però puntuale da parte di Lea Casal, che ha appoggiato per il proprio portiere Anna Tarantino. Unterland che riparte con una certa veemenza nel tentativo di continuare a mantenere un pallino del gioco finora indiscutibilmente tra i propri piedi, anche se qui rischiano Turini e Casal in questo scambio, pur molto lontane dalla propria area di rigore. Allora, possibilità ancora per le ragazze ospiti, pallone per Francesconi. Poi interviene Tomasi, c'è Tomasella, ha bisogno dell'assistenza di Gava, col mancino però colpisce Nischler. Allora attenzione, possibile 4 contro 3 per la formazione altoatesina, con ancora Nischler che prova nuovamente dalla distanza. Cerca spesso la conclusione Nadine Nischler, anche se negli ultimi minuti Bonassi ha dovuto effettuare per lo più interventi di ordinaria amministrazione. C'è da dire però, e l'abbiamo detto, che la formazione bolzanina sta tirando in porta, ed è quella la differenza, oltre che nel punteggio. Per quanto riguarda l'apparato numerico, statistico, inopinabile di questi primi minuti. Nel frattempo l'arbitro vede un tocco probabilmente col braccio da parte di Martina Menegoni. Allora calcio di punizione, qui regalato questo spunto da palla da fermo che può permettere se non altro al Permac di provare a costruire un'azione. Con Laura Tomasella si sgancia Carlotta Gava, Tomasella però deve ripartire all'indietro da Giada Tomasi, che trova assistenza centralmente in Carlotta Martinis, che può pensare anche di avanzare, pallone al piede, poi apre la sfera sulla sinistra per Cimarosti, gliela sporca con la punta dello scarpino Lea Casal. Allora touche conquistata dal Permac, sale anche Monica Furlan in assistenza in questa occasione, si avvicina Gaia Sovilla per ricevere il pallone. Monica Furlan però sceglie Silvia Cimarosti, che con una finta di corpo riesce a eludere l'intervento di Turrini, poi il pallone in qualche modo all'altezza del vertice dell'area, Sovilla ne ha 3 addosso, scarica per Modolo che alza un pallone a campanile, Govetto non può intervenire, lo fa allora la difesa dell'Unterland, pallone però ancora sulla 3/4, ora tentativo di costrutto offensivo per il Permac in area di rigore, Sovilla lotta, deve però arrendersi in questo caso alla respinta offensiva dell'Unterland, poi Govetto, duello con Settecasi, le tocca il pallone e allora calcio d'angolo per il Permac. Vediamo se si scuote da palla da fermo la formazione di mister Massimo Zoni, che spesso ha colpito in questa stagione, lo ha fatto con la propria migliore arciera, migliore freccia all'arco per quanto riguarda i corner, ed è Giada Tomasi che è salita all'altezza del dischetto dell'area di rigore insieme a Bigarani, insieme a Cimarosti, pallone proprio della zona di Tomasi che non tocca il pallone, non ha impattato con la sfera per centimetri, poi in qualche modo ha allontanato l'Unterland. Sicuramente arma sempre preziosissima Giada Tomasi sulle palle da fermo, per lei stagione largamente sfortunata per i tanti piccoli problemi fisici che però sommati l'hanno costretta a rimanere fuori per lungo tempo. Attenzione in area di rigore, Bigaran si è ritrovata il pallone quasi tra i piedi, qui era andata a vuoto anche Menegoni, non è riuscita però a controllare la sfera Bigaran, che a quel punto avrebbe potuto calciare verso la porta da ottima posizione, ma primi segnali di risveglio
per quanto riguarda le Tose, quando siamo nel corso del 26esimo minuto che scocca in questo istante. L'Unterland è in vantaggio dal terzo minuto con Föstl, ma le Tose ora stanno provando a metterci un po' più di lucidità, oltre che al cuore, quello non manca mai, per la formazione vittoriese. Cimarosti prova il cross, trova però la barriera per la barriera ospite, bianco-blu, ma abbiamo detto ovviamente oggi, come vedete, le ragazze sono rosa-nero per quanto riguarda l'Unterland Amen, che ora prova invece il contropiede. Allora palla aperta sulla sinistra per il tentativo di Settecasi, pallone però smorzato dall'inguine di Elena Govetto, rimessa laterale allora per la Settecasi per Nischler, all'indietro per Capitan Gaia Würich, che ha spazio, può provare allora a dettare il passaggio in avanti, ci pensa, poi sceglie invece di andare da Lea Casal, che a destra ha comunque spazio, allora deve andare anche in pressione Gaia Sovilla che quest'oggi ha ritrovato la mattonella da prima punta, la scorsa partita impiegata alle spalle di Giulia Trevisiol, che è una delle numerose giocatrici non in perfette condizioni. Per quanto riguarda la formazione rosso-blu, problemi alla caviglia per lei nel corso della stagione, è stata costretta anche a uscire nel finale di gara di Trento, partita che era stata chiusa in quell'occasione da Cimarosti come punta. Silvia Cimarosti, che da quando è tornata qui alla corte di Via della Rabosa ha dimostrato tutta la propria qualità. Aveva cominciato la stagione con Prata di Pordenone, lei che è ex Pordenone, ex Sarone Caneva, già ottimi riscontri lo scorso anno in Serie B, quest'anno ancora più spazio per lei, di fatto è diventata già un ingranaggio intoccabile, o quasi, insomma, della formazione rosso-blu, con la grande utilità, che è un'arma poi che contraddistingue la maggior parte delle giocatrici rosso-blu, ma soprattutto con quel coefficiente di garra che spesso e volentieri fa la differenza anche nelle situazioni più difficili. Garra che in questo momento sicuramente le Tose devono riuscire a esprimere nel migliore dei modi, qualcosa hanno già fatto vedere in questi ultimi minuti, bisogna però cercare di portare pericoli alla porta di Anna Tarantino. Qui duello tra Tomasella e Föstl, l'autrice del gol, l'arbitro ha visto l'ultimo tocco da parte della classe 92 dell'Unterland, allora azione che è già ripresa, si lotta in un fazzoletto di terreno all'altezza dell'out offensivo di destra, rosso-blu, però l'Unterland può provare a ripartire. Nischler, attenzione perché è da sola, ma può provare a incunarsi nel di rigore, cerca infatti di costruirsi lo spazio per la conclusione, va col destro, trova la muraglia difensiva rosso-blu, poi Modolo con Bigaran che lottano strenuamente con Turrini, poi in qualche modo Erlicher lascia lì però il pallone, Modolo solo per un attimo, Casal allora prova a ripulire una sfera che si stava facendo piuttosto prigioniera nella tre quarti rosso-blu. Poi perdi prima, ha provato ancora lo scatto di Föstl, allontana Martinis, duello tra Settecasi e Govetto, la spunta Elena Govetto, però riesce a toccare la sfera poi Nischler, che è molto preziosa per il gioco dell'Unterland, viene a dare una mano alle proprie compagne davanti alla difesa, ma è stata anche una delle più pericolose sul fronte offensivo. Abbiamo detto che l'Unterland di quest'anno ha dovuto fare a meno di Elisa Dalla Santa, che è andata a spadroneggiare a Venezia, non a caso è il capocannoniere di questo campionato, però come vedete una formazione che fa della qualità, della prestanza e anche di una certa esperienza, abbiamo detto, con i suoi 26 anni di media, è la formazione anagraficamente al primo posto come esperienza in questo campionato, tutte armi che sicuramente la possono far da padrone in questo finale di stagione al cospetto di un Permac Vittorio Veneto, i suoi 21 anni di media, per lo più, l'abbiamo detto come sempre, alzati nel coefficiente dall'esperienza ancora imprescindibile, fondamentale, di Laura Tomasella. Ci avviciniamo ormai alla mezz'ora con l'Unterland però che è sempre in vantaggio 1-0, Unterland che in questo momento salirebbe a quota 33, abbiamo detto che questa è una partita che vede due squadre che, è vero, apparentemente non hanno molto da chiedere al campionato, ma in realtà hanno il prestigio e l'onore dalla loro. Attenzione al grande pallone di Tomasi per Govetto, che può provare ad andare alla conclusione, attende forse un tempo di gioco di troppo e qui decisivo l'intervento di Würich, ma gran palla qui in verticale di Giada Tomasi, ha visto il corridoio, ha visto la possibilità per Elena Govetto, che ha il destro caldo, lo abbiamo visto domenica scorsa a Trento, qui forse ha indugiato quel centesimo di secondo di troppo, che avrebbe potuto permetterle di calciare verso la porta di Tarantino. Terzo corner del match però per le Tose, questa volta va Elena Govetto in area di rigore, prova ad andare Bigaran che colpisce, palla che rimane lì, poi in qualche modo con mestiere Menegoni riesce ad aggirare Silvia Cimarosti, prova a far ripartire l'azione, scatto di Erlicher in anticipo
Monica Furlan che poi tocca per l'ultimo uomo, Carlotta Martinis. Tomasella, dribbling su Per, poi pallone aperto per Giada Tomasi che sceglie Carlotta Gava sulla destra, ancora all'indietro per Tomasi. Provano soprattutto a destra in questa fase dei ragazzi di mister Massimo Zoni. Sicuramente segnali, lo abbiamo detto, dopo un inizio difficile, un inizio complicato per la rete di Pföstle dopo 2 minuti e 50, ma anche per un predominio offensivo piuttosto marcato della formazione altoatesina, che ha calciato tante volte verso la porta di Bonassi, certo non con lo stesso costrutto, con la stessa efficacia dell'azione del vantaggio. Qui Cimarosti che chiede assistenza, c'è su di lei Casal, forse attendeva prima il supporto da parte delle compagne, comunque c'è Giada Tomasi che può andare anche da playmaker. Govetto, subito 2 giocatrici avversarie su di lei, allora torna da Giada Tomasi in verticale, il tocco di prima intelligente di Sovilla, un po' corto però Bigaran può provare a approfittare della sbavatura solo iniziale però di Nischler, pallone in avanti, Furlan spizza il pallone mandandolo comunque fuori giri perché c'era un'insidiosa Alessia Erlicher alle sue spalle che minacciava di involarsi verso la porta rossoblù. Allora rimessa laterale, ovviamente a questo punto le ragazze ospiti di mister Giorgio Giuliani non hanno fretta per cercare di aumentare i ritmi di questo match. Nel frattempo raddoppio del Trento a Venezia, quindi squillo importante della formazione trentina di mister Massimo Spagnolli, in attesa di un riscontro anche dal match in assoluto più atteso di giornata, beh, possiamo dire parimenti in realtà rispetto al confronto di Venezia, che è quello tra Brixen e Cortefranca. Brixen, peraltro, attenzione, che potrebbe anche clamorosamente rientrare in gioco, è distante 5 punti con una partita in più rispetto al Cortefranca, ma qualora oggi dovesse riuscire a fare lo scalpo della capolista si potrebbero aprire degli scenari da brivido. A 5 giornate dalla conclusione del campionato sarà un rush finale senza posa da qui fino al 20 di giugno, stagione che per le Tose si concluderà sul campo della Triestina, appunto nel giorno che precede il solstizio d'estate. Nel frattempo però concentriamoci su questo match con Gava che prova ancora a pescare Sovilla in avanti, l'anticipo però di 7 casi, poi Nischler riesce a evitare Tomasella, Modulo sbuca però e subisce anche fallo, una carica da parte di Per, allora calcio di punizione. Grande lotta ora a centrocampo, su ogni pallone quando ne sono in possesso le Tose arrivano almeno 2 o 3 giocatrici dell'Unterland in pressione. Anche il Permac però ci sta mettendo una sticella un po' più concreta, un po' più convinta dal punto di vista della pressione appunto nei confronti delle avversarie. Manca qualcosa in avanti ed è quello su cui dovranno cercare di concentrarsi le ragazze di mister Massimo Zoni, soprattutto in questi 12 minuti finali. È una formazione quella rossoblù che segna tanto nell'ultima parte di primo tempo e nei primi 5 minuti della ripresa, questo dicono le statistiche. Vediamo se i numeri saranno corroborati quest'oggi qui al Paolo Barison. Tomasella, pallone per Giada Tomasi che continua a cercare questi lanci in avanti sulla destra per cercare di creare qualcosa di proficuo. Poi Govetto, ancora Nischler che si sta davvero facendo il mazzo, possiamo dire così, con un termine forse poco tecnico, ma che rende l'idea del grande lavoro di Nischler, che poi prova anche a servire in avanti Per, pallone per fortuna delle Tose troppo avanzato, allora Bonassi l'ha allontanato, poi il solito duello tra Bigaran e Menegoni, Unterland che ha recuperato anche questa sfera con Gabriella Settecasi che va in orizzontale, pallone un po' rischioso all'indietro per Turrini, allora Cimarosti riesce a strappare la sfera, poi contrasto violento con Vurish, l'arbitro però non interviene, anzi sì, comandando il calcio di punizione, qui un frontale davvero per direttissima tra Silvia Cimarosti e il capitano dell'Unterland Damen. Allora possibilità ancora su palla da fermo per Laura Tomasella, siamo a distanze poco più che siderali dalla porta di Anna Tarantino, di fatto 40 metri, piccolo problema anche per una giocatrice in maglia rosa-nero, forse proprio Vuric, il capitano, che poco fa ha duellato davvero non alla leggera con Silvia Cimarosti, che è una giocatrice correttissima, ma che sicuramente non si tira mai indietro quando si tratta di mettere
la grinta al servizio della squadra. Ne chiama 2 in barriera il portiere dell'Unterland Amen in questa occasione, sono Per e Turrini. Si avvicina anche l'autrice del gol Föstl, che si unisce quindi a questa barriera. Vediamo se Tomasella cercherà addirittura la conclusione a sorprendere la numero 1 ospite. Ora Tomasella che ha sfiorato il gol con un destro dalla distanza nella partita col Trento. In quell'occasione è stato bravissimo il portiere trentino Valzolger. Vediamo allora cosa inventa la numero 22 rossoblù, che va alla conclusione, e allora era un'intenzione marcata quella di Laura Tomasella. In questo caso il pallone però non si abbassa e sfila un paio di metri sopra il montante della porta di Anna Tarantino. Allora può riprendere il controllo della sfera la formazione di mister Giorgio Giuliani. Qui Martinis a sentire la propria voce su Anna Catarina Per. Trova anche la deviazione da parte della numero 21 dell'Unterland. Allora rimessa laterale affidata a Monica Furlan, che cerca il movimento delle compagne. Trova Sofia Bigaran, che però ha un controllo imperfetto. Allora Turrini prova a lanciare in avanti, in anticipo Martinis, poi Bigaran, modulo in un corridoio, recupera però ancora Nischler, che è la donna dovunque in questo primo tempo dell'Unterland. Palla aperta sulla sinistra per Francesconi, che ha toccato all'indietro ancora per Nischler. Nischler in avanti, attenzione a Erlicher che prova a prendere il tempo a Furlan, deve provare a mantenere il pallone in campo all'altezza della bandierina di destra, cerca l'assistenza anche di Casal, poi invece trova Turrini, ma lo fa con poca precisione. Poi un rimpallo che favorisce però ancora l'Unterland. Allora ancora Turrini prova a confezionare questo pallone in area di rigore, spalle alla porta Föstl, affrontata da Martinis, può provare a mettere il pallone al centro, intervento di Martinis, calcio di rigore per l'Unterland Amen. E qui l'arbitro ha visto l'intervento in ritardo da parte della numero 15 del centrale difensivo rossoblù su Caterina Föstl. Difficile dalla nostra postazione capire l'entità del tocco, non abbiamo la possibilità di vedere questa azione al replay, ma l'arbitro Nunchedi è andato senza indugio a indicare il dischetto. E allora attenzione, possibilità importante per l'Unterland di fare suo questo primo tempo dal punto di vista del punteggio. Poi ci saranno ancora 7 minuti da giocare, tutto può accadere, però sicuramente un doppio vantaggio sarebbe un indirizzo molto importante per quanto riguarda almeno questi primi 45 minuti. Numero 37, Nischler contro Alice Bonassi, che ha già parato 2 rigori in stagione, lo ha fatto a Brixen e contro il Venezia. Questa volta però trafitta dalla conclusione imparabile che ha colpito da traverso e si è infilata in rete da parte appunto della numero 37. Nadine Nischler fa 2-0 l'Unterland Amen, lo fa su calcio di rigore, risultato che comunque è meritato, lo possiamo dire sostanzialmente, per la formazione ospite. Il Permac sì, ha provato a creare qualcosa, ma senza conclusioni verso la porta è difficile mettere in bilico questo match. Dunque 2-0 dopo la rete di Föstl al terzo minuto è arrivato il raddoppio su calcio di rigore con Nadine Nischler che sale a quota 7 reti in campionato. Esecuzione magistrale della classe 2000 altoatesina e Tose, che adesso devono scuotersi quando siamo ormai a stretto giro di posta dal duplice fischio, dal tè caldo di metà tempo. Non è inappropriato parlare di tè caldo visto il clima tutt'altro che primaverile, non particolarmente freddo, è vero, ma tempo che volge nuovamente al peggioramento, dunque potrebbe esserci anche la componente atmosferica a modificare l'inerzia del secondo tempo. Comunque, ripetiamo, 2-0 sostanzialmente meritato per le ragazze altoatesine. Tose che ora provano a esprimere una reazione. Qui l'arbitro in un primo momento ha lasciato giocare, poi ha fischiato l'intervento di Turrini ai danni di capitano Laura Tomasella. Calcio di punizione, 40 minuti di gioco. Allora Tomasella deve provare a suonare la carica alle più giovani, in questo caso punizione battuta di prima con Gava che può andare al cross con la destra, cross interessante in area di rigore, interviene quasi in spaccata volante proprio Föstl in ripiegamento. Allora corner per le Tose. Vediamo chi si avvicina questa volta dalla bandierina, sembra essere Elena Govetto, allora la tiratrice scelta. Corner che in situazioni diciamo classiche per come abbiamo visto in questo
lungo scampolo di stagione erano nella disponibilità di Karim Mantoani, che però quest'oggi è in panchina, abbiamo detto condizioni imperfette. Va Govetto col destro, pallone arcuato, prova la deviazione volante di testa già da Tomasi, poi pallone allontanato senza troppi complimenti da Menegoni. Allora Tose ora protesi in avanti per lo sforzo finale in questi ultimi 4 minuti e mezzo che separano le protagoniste in campo dalla prima pausa, dal lungo break di fine primo tempo. Rimessa per Monica Furlan, cerca Bigaran, c'è anche Silvia Cimarossi nelle vicinanze. Bigaran ha bisogno però di lavorare questo pallone, di renderlo giocabile. Su di lei non molla Vuric, allora Bigaran può provare ad andare al cross, intervento di Vuric, falloso, dice il direttore di gara. Allora calcio di punizione, di fatto un corner corto per le Tose, che fino a questo momento, soprattutto da fermo, hanno provato a rendersi pericolose. È stata una buona occasione anche per Govetto, che non è riuscita però a calciare in porta su una buona idea in verticale di Giada Tomasi. Allora Silvia Cimarosti si incarica della battuta di questo calcio di punizione. Da sinistra va col mancino la giocatrice pordenonese classe 95, è salita anche Carlotta Martinis per provare a rendersi protagonista nell'area di rigore avversaria insieme a Tomasi, Sovilla, Bigaran e Govetto. Sono 5 le effettive di casa a ronzare all'interno degli ultimi 16 metri della formazione ospite. 2 giocatrici in barriera per l'Unterland, si attende il fischio del direttore di gara. Va allora Cimarosti col mancino, cross all'altezza proprio del dischetto, anticipata Bigaran, poi Tommasella, pallone che li rimbalza davanti, non può provare la conclusione, poi Modolo prova a renderla giocabile per Govetto, che non è riuscita ad agganciarla. Nel frattempo una serie di scontri assolutamente fortuiti in area di rigore. Ad avere la peggio è stata una giocatrice dell'Unterland, si tratta della numero 22, 7 casi, che ha provato ad avventarsi sul pallone calciato da Cimarosti, ha anticipato Bigaran, poi è rimasta dolorante a terra. C'è spazio sicuramente per almeno un giro di extra time, visti gli scontri sempre fortuiti di questa prima frazione di gioco. Una partita correttissima, non potrebbe essere altrimenti, tra due formazioni caratterizzate da grande fair play nel loro DNA. Normalissimi scontri di gioco, grande correttezza, nonostante appunto il punteggio veda per il momento indiscutibilmente avanti la formazione di Cortina sulla strada del vino, provincia di Bolzano, reduce, l'abbiamo detto, da 3 risultati utili consecutivi, da 3 vittorie, rispettivamente contro Isera, Oristano e Le Torri, peraltro imbattuta da oltre 200 minuti, 2 partite complete più questi 43 minuti della prima frazione di gioco. Tose che però ci provano ancora con Sovilla, quest'altra posizione di cross. Govetto prova l'aggancio, questa volta aveva arpionato il pallone prima di Vuric, che però è riuscita a rientrare sulla propria diretta avversaria e a rendere il pallone gestibile per Tarantino, quando scoccano in questo momento gli ultimi 120 secondi di questo primo tempo. Vediamo se le Tose provano almeno un episodio per cercare di cambiare questo primo tempo. Intanto Bonassi in anticipo su Per, pallone spazzato al centrocampo, rinviene Bigaran, lo fa però abbondantemente da posizione di offside, anche se è tutt'altro che convinta la figlia d'arte. Allora, intervento comunque dell'assistente del direttore di gara, calcio di punizione per Menegoni all'altezza del centrocampo, molto alta quella difesa dell'Unterland, pallone aperto per Erlicher, controllo in 2, anche 3 tempi, Cimarosti però le soffia alle spalle, poi Turrini, non in bello stile ma con grande efficacia, riesce a mettere il pallone in fallo laterale. Ci arriva anche la notizia del vantaggio del Corte Franca Brixen. Questa è una risposta sicuramente per quanto riguarda le notizie che arrivavano da Venezia, con il Trento sul doppio vantaggio nei confronti delle arancio-nero-verdi lagunari. Dunque abbiamo detto che questo è un turno che può dire moltissimo della lotta a promozione. Il Corte Franca è la formazione più attrezzata, ma ha avuto grossi problemi di infortuni. Qualora dovesse vincere lo scontro di Brixen, di Bressanone, sarebbe un messaggio ancora più evidente, una raccomandata imposta prioritaria per quanto riguarda la lotta all'unica mattonella in vetta alla classifica che garantisce il piazzamento nella Serie B del prossimo anno. Ancora Unterland qui che giostra il centrocampo, Turrini in qualche modo anticipa Cimarosti, poi il pallone in verticale, Martinis riesce in estirada ad anticipare l'incursione di Erlicher, poi Cimarosti ne ha 3 addosso, ancora con grande
prestanza alle giocatrici ospiti, poi pallone nella zona di Furlan che non può arrivare, c'è Casal allora che allontana, in qualche modo riesce a intervenire per, ottimo, il tocco di prima per Erlicher, attenzione all'Unterland che può andare Erlicher, prova a rientrare sul destro, su Giada Tomasi, pensa alla conclusione, ciabatta poi la sfera, e questo è un pericolo scampato per la formazione rosso-blu. Non c'è invece il recupero che auspicavamo, visti gli scontri, vista l'interruzione di questa prima frazione di gioco. Si va dunque al riposo con l'Unterland Amen in vantaggio per 2-0 sul Permac Vittorio Veneto, un risultato frutto delle marcature di Pföstl dopo 2 minuti e 50 secondi, il raddoppio su calcio di rigore al minuto 38 con Nischler, rigore comandato per fallo di Martinis ai danni proprio di Pföstl, autrice del primo gol. Tose che hanno fatto vedere qualcosa di più nella seconda parte del primo tempo, ma è mancata la conclusione. Piccolo passo indietro per quanto riguarda invece quel gioco a tratti molto positivo e promettente che avevamo visto nella partita col Trento. In quell'occasione non erano arrivati i punti, diciamo che ci accontenteremo di una prestazione non scintillante dal punto di vista del gioco, ma sicuramente di un risultato diverso, di una grinta diversa, perché questa partita vale la possibilità di sedersi alla tavola imbandita della top 5 stagionale. Questo è quanto per il momento dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto. Restituiamo per il momento la linea alla regia di Federico Campo Dall'Orto e ci vediamo tra qualche minuto per il secondo tempo. Eccoci tornati qui dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto, squadre già in campo, pronte e desiderose di affrontarsi in questo secondo tempo. Le Tose sono rientrate per prime, spronate anche sicuramente caricate negli spogliatoi da mister Massimo Zoni, perché c'è bisogno di una reazione a tutto tondo per la formazione di casa, per le ragazze della Città della Vittoria che hanno chiuso sotto di 2 reti la prima frazione di gioco. Questo match è valido per la 21esima giornata del girone B di Serie C. Hanno colpito invece le ragazze di Cortina sulla strada del vino con Pföstl dopo 3 minuti e su calcio di rigore con Nischler al 38esimo. In generale un primo tempo che ha visto un indiscutibile predominio nel gioco da parte delle ragazze guidate dal subentrato Giorgio Giuliani, che ha raccolto a metà di questo campionato l'eredità di Francesco Bollino, che aveva cominciato da head coach, da capo allenatore, la stagione appunto sulla panchina delle ragazze, quest'oggi in completo rosanero. Sul pallone Anna Caterina Per, ecco allora il fischio del signor Nunchedi di Caltanissetta, si riparte con le Tose che, come abbiamo detto, devono offrire una prestazione migliore, devono cercare soprattutto di rimontare i 2 gol che per il momento vedono la formazione altoatesina in avanti. Attenzione subito, qui alla prima incursione con Sofia Bigaran, tra qualche istante riepilogheremo le formazioni che sono le stesse anche in questa ripresa,
con l'Unterlandamen in campo col portiere Tarantino, poi Menegoni, Turrini, Erlicher, Casal, Per, 7 casi, attenzione però a Bigaran, seguiamo prima questa azione allora con Sofia Bigaran che può pensare alla conclusione, trova poi Cimarosti a spazio, di rigore, interviene Vurish, ma c'era fuori gioco, segnalato, crediamo proprio a Silvia Cimarosti. Allora andiamo con maggior ordine a riepilogare prima le protagoniste dell'Unterlandamen, abbiamo detto Tarantino tra i pali, poi abbiamo in ordine progressivo Menegoni, Turrini, Erlicher, Casal, Per, 7 casi, Francesconi, Föstl, Nischer e Vurish che è il capitano e gioca da centrale difensivo. Lettosa invece in campo con un 4-2-3-1 con Alice Bonassi tra i pali, Tomasi Martinis le due centrali, Furlan e Gava agli esterni, poi Tomasella e Modolo a centrocampo, gli esterni sono Govetto e Cimarosti, Bigaran alle spalle di Sovilla. E qui calcio d'angolo, il primo della ripresa, lo conquista proprio il Permac con l'indomita Silvia Cimarosti che lascerà poi l'incombenza dalla bandierina, sale Laura Tommasella allora a cercare subito un'altra parabola interessante, un altro uovo di Colombo all'interno dell'area di rigore con il destro, il capitano, pallone centrale, Vurish, il pallone rimane lì all'interno dell'area piccola, poi in qualche modo l'Unterland riesce a sbrogliare la matassa, Modolo ancora per Tommasella che elude l'intervento di Per, poi va in orizzontale da Cimarosti, su di lei ringhia Föstl, Cimarosti allora scarica per Carlotta Martinis che pensa ad aprire la sfera, poi va da Giada Tomasi, pensa al lancio, lo effettua in questo momento, pallone però troppo su Tarantino che allora blocca il pallone. Tose che devono provare a dare maggiore ariosità alla manovra, maggiore ampiezza. Lo hanno fatto nel primo tempo in un paio di occasioni sull'asse Furlan-Govetto, anzi sull'asse Gava-Govetto, ma è mancata la conclusione dalle parti di Tarantino. E per ora il maggior cinismo, anche la maggiore efficacia offensiva dell'Unterlandamen ha fatto la differenza in questo match che, ripetiamo, vale la possibilità di rimanere incollati alle formazioni che stazionano ai bordi dell'elite, della top 5 del campionato, soprattutto a quel Padova che peraltro è stato protagonista di un passaggio a vuoto piuttosto clamoroso proprio nel match recuperato sul campo dell'Unterland. Qui intanto intervento ruvido di Vurish ai danni di Sofia Bigaran. Padova che sta giocando sul campo dell'Isera ed è in vantaggio, quindi sicuramente cercherà di mettere altro terreno tra sé e le inseguitrici, mentre l'Isera cerca punti salvezza, soprattutto visto il parziale vantaggio del Portogruaro a Oristano. Insomma, giochi ancora aperti sia in testa, anche se il Cortefranca, qualora dovesse vincere sul terreno del Brixen, come sta facendo, andrebbe a ipotecare ancora di più quella che è la mattonella, il piazzamento che vale la promozione diretta alla Serie B del prossimo anno. In coda invece attenzione soprattutto appunto a Isera, Portogruaro e Spal. Pallone in area di rigore, calciato poi da Tomasi, anticipo da parte della retroguardia altoatesina, lotta tra Erlicher e Furlan, alla meglio Monica Furlan, di piatto di prima, Tommasella per Martinis, Cimarosti, alle spalle però c'è Lea Casal che riesce a intervenire e a lanciare in avanti per lo scatto da piatti di Per, che poi si aggancia con Giada Tomasi, qui anche con Mestiere, la numero 5, poi c'è stato uno scontro conseguente all'incrocio tra le due giocatrici, ha avuto la peggio Anna Catarina Per, che rimane a terra, nulla però di grave, le dà una mano il direttore di gara, che ricordiamo è il signor Nunchedi, Akash José Maria Nunchedi, della sezione AIA di Caltanissetta. Gli assistenti sono i signori Massimiliano Alvise Quaglia e Andrea Sprezzola, entrambi della sezione AIA di Mestre. Calcio di punizione allora affidato al destro dell'estremo difensore vittoriese Alice Bonassi, pallone che ricade però nella zona di Nischler, poi Tommasella, attenzione, Martinis deve anticipare Per che nel frattempo si è rialzata e subito si è lanciata all'arrembaggio di questo pallone. Tommasella con la punta del piede riesce a intervenire poi Govetto a raccogliere il pallone al centrocampo, non riesce però a trovare il corridoio per Cimarosti, ma ancora Caparbia Govetto che recupera la sfera, vede lo scatto per Cimarosti, qui ottimo lavoro di Elena Govetto, Cimarosti a sinistra, può entrare in area di rigore, ancora Cimarosti, le sporca il pallone Casal, ancora però l'ex giocatrice del Pordenone per Govetto che questa volta non riesce ad agganciare il pallone, allora Turrini evita guai peggiori, Per da ultimo uomo offensivo riesce a
alleggerire la sfera, però nuovamente una disponibilità del Permac con Carlotta Gava. Di prima Tomasella, qui con troppa fretta, allora anticipata Sovilla. Nischler, ora maggiore pressione da parte delle ragazze di casa, che sicuramente saranno state aizzate a una reazione prima di tutto nell'orgoglio, nel carattere, da mister Massimo Zoni, che sicuramente non può accettare una prestazione come quella del primo tempo, alla luce anche di quella che è stata la garra espressa contro il Trento appena 7 giorni fa. Trento secondo in classifica, che ha dovuto sudarsi i 3 punti pur avendo un notevole divario, un notevole vantaggio in classifica, proprio perché le Tose l'avevano sbloccata con Elena Govetto e poi nella ripresa, dopo la rimonta trentina con Poli e Battaglioli, hanno avuto l'occasione del pari. Attenzione qui a Erlicher che ha un po' di campo, rinviene Monica Furlan e qui era un'occasione potenzialmente pericolosa. Poi in qualche modo ancora l'Unterland con un rimpallo, Nischler cerca il dialogo con Per, che ha dovuta allungarsi per provare il triangolo con la compagna, sbroglia poi la matassa, la retroguardia rosso-blu, sempre pericolose però le ragazze ospiti quando provano a lanciarsi su questi palloni vaganti in avanti. Qui Modolo ha provato a farsi scudo col corpo, l'arbitro però ha ravvisato un intervento al di fuori del regolamento, evidentemente con un braccio da parte della numero 92 rosso-blu. Allora calcio di punizione con l'Unterland, che ora può provare a risalire il fiume per quanto riguarda il proprio baricentro, inizio che d'altra parte non poteva che essere, almeno in queste prime fasi, un po' più a favore delle Tose, che devono cambiare il corso della partita a partire dalla loro prestazione. Qui Sovilla, attenzione perché c'è Govetto che si lancia sul corridoio di destra, in leggero anticipo Vurish, che poi ha provato a trovare la deviazione della numero 9 di Santa Maria di Sclaunico. Questa volta non ha trovato lo scarpino della propria avversaria. Allora rimessa laterale con le Tose che possono salire, guidate da Carlotta Gava, che chiama Gaia Sovilla. Poi invece serve sulla corsa Govetto, che ha provato un tocco di prima con l'esterno, in una zona però priva di compagni di squadra. Allora subito prova a rifarsi vedere l'Unterland, qui Furlan con la solita Erlicher che sta correndo come una dannata per cercare di dare una mano. Attenzione a questo pallone che può diventare buono per Cimarosti, qui un po' leggera la difesa dell'Unterland, che forse non ha creduto al possibile scatto, al possibile incunearsi da parte di Silvia Cimarosti, in qualche modo poi intervenuta Tarantino, che ha rilanciato il pallone diventa buono per Per, che fa la sponda di testa, poi prova ad autolanciarsi Föstl, intervento però falloso secondo l'arbitro di Carlotta Gava. Allora calcio di punizione per l'Unterland, gara anche molto fisica, abbiamo detto assolutamente corretta tra due società che si stimano, si rispettano e che hanno un rapporto fraterno al di fuori del terreno di gioco. Citavamo a più riprese il bel momento denso di emozioni prima del fischio inizio della gara d'andata, con l'omaggio a Giovanni Bolzan richiesto proprio dal presidente dell'Unterland Damen, Fabiano Nardon, che ovviamente salutiamo e ringraziamo ancora. Qui calcio di punizione con lo scavetto in area di rigore a cercare Vurish, che prova alla sponda, poi l'arbitro ha ravvisato proprio un intervento falloso, un'ancata probabilmente di Gaia Vurish, del capitano dell'Unterland Damen, ai danni di Carlotta Gava. Allora calcio di punizione, subito battuto da Bonassi per Martinis. Tomasella, ancora Martinis, va da Carlotta Gava, anzi da Giada Tomasi. Sovilla, mezzo a due, riesce a sgusciare. Verticale per Tomasella, che di prima prova a far viaggiare ancora Elena Govetto, molto sollecitata in questa prima parte di ripresa. C'è l'anticipo di Menegoni, che riesce in qualche modo a servire 7 casi. Tocco in orizzontale poi per l'avanzata, anzi era 7 casi in questa occasione. Qui ottimo tacco da parte di Nischler, però ha capito tutto. Già da Tomasi, che poi va a duello proprio con Nischler. Calcio di punizione questa volta per il Permac. Allora tanti duelli fisici. La formazione rossoblu sta provando comunque a non togliere mai la gamba, ovviamente ripetiamo con il massimo della correttezza, con il massimo della voglia, per cercare intanto di rimettere questo pomeriggio in una carreggiata più favorevole, per cercare di spezzare il tabù che vede per il momento ancora come 0 il numero dei tiri verso la porta di Tarantino, dei tiri in porta perlomeno, nello specchio della porta. Attenzione alla palla che rimane lì, poi la allontana Föstl. Sempre in ripiegamento generoso le giocatrici offensive dell'Unterland. Allora ci riprova il Permac da dietro con Giada Tomasi, che prova ad andare in verticale da Elena Govetto. Elena Govetto
deve toccare all'indietro per Tomasella, che riesce a vincere lo scontro solo per un attimo però con Föstl, poi Per riesce a rubare palla, ancora Per, un po' di spazio qui, lancio troppo profondo però per lo scatto di Turrini, che era venuta tra le linee a provare una possibilità al centro dell'attacco dell'Unterland. Allora ritmi intensi, anche se diversi errori ora a centrocampo. Duello ancora tra Govetto e Vuirish, poi allontana in qualche modo Menegoni, colpo di testa di Tomasella. Biga Arana, ancora duello con Menegoni che riesce a uscire bene e col destro cerca ancora Ehrlicher, che è molto veloce. Monica Furlan deve farsi valere e ce la fa molto bene con la sua esperienza, con la sua velocità. La senatrice classe 95, questi colori addosso cuciti come poche altre. Poi Nischler, qui prova la conclusione, servita sulla breve distanza proprio da Ehrlicher, tentativo però col corpo troppo all'indietro che non può ferire lo specchio della porta di Alice Bonassi. 11, anzi 12 minuti nel corso di questo secondo tempo, Unterland sempre in vantaggio per 2-0 grazie alle reti nel primo tempo, dopo 3 minuti di Föstl, una direzione volante su cross da destra con la difesa rossoblù un po' troppo sorpresa, e poi il raddoppio su calcio di rigore di Nischler, calcio di rigore comandato dal signor Noncedi di Caltanissetta per un intervento ravvisato irregolare di Carlotta Martinis ai danni di Föstl. Poi dal dischetto Nischler con esecuzione imparabile ha trafitto Alice Bonassi, che ha parato 2 penalty in stagione, entrambi in trasferta a Brixen e a Venezia, ma davvero nulla poteva sulla conclusione a fil di traversa della numero 37 dell'Unterland Amen. Qui attenzione al pallone in verticale per Ehrlicher, ha pensato all'uscita anche Alice Bonassi, poi è brava ancora Monica Furlan a evitare il peggio, duello che si sta ripetendo tra due giocatrici molto veloci, e qui dobbiamo dire che davvero ce la sta mettendo tutta Monica Furlan, che ha un cliente davvero molto molto difficile, nonché una delle giocatrici più produttive per quanto riguarda il fronte offensivo in termini di score stagionale della formazione bolzanina. Qui Gava, duello con Nischler, alla meglio ancora Carlotta Gava, un'altra giocatrice che in quanto a grinta non è seconda a nessuno. Allora la numero 3 al piccolo trotto prova a salire, si sganciano in avanti Bigaran e Govetto, pallone per Govetto che ha provato proprio a toccare per Bigaran che era nelle vicinanze, però occasione non sfruttata a dovere questa dalle Tose, che devono risalire la corrente con maggiore velocità per provare a insidiare una difesa molto attenta come quella dell'Unterland sino a qui. Tanto Martinis tocca la caviglia di Per, calcio di punizione, l'arbitro redarguisce la numero 15 rossoblù. Abbiamo detto che il carattere, al di là della giovane età, è stato sempre uno degli ingredienti che hanno fatto la differenza nella stagione rossoblù. Carlotta Martinis, protagonista sì del calcio di rigore di quest'oggi, ma tanti interventi decisivi nel corso di questa stagione, un'intesa che è cresciuta man mano con Giada Tomasi. Sicuramente nella seconda parte di stagione la difesa ha incassato qualche gol in più, clean sheet che manca dalla gara di Portogruaro. Intanto attenzione alla conclusione dalla distanza improvvisa da parte, se non ho visto male, della numero 27, si è trattato di Marion Francesconi, ha provato a sorprendere Bonassi, che qui è andata a intervenire in tuffo, l'impressione che potesse lasciar spegnersi questo pallone, la sfera, oltre la linea di fondo campo, non si è fidata però la numero 25, l'estremo difensore rossoblù. E allora calcio d'angolo, è il primo del secondo tempo per l'Unterland. Vediamo questo pallone in area di rigore a cercare proprio Föstl, che fa la torre per Anna Caterina Per, che colpisce e trova la rete del 3-0, un gol particolare perché è arrivato quasi con una doppia deviazione apparentemente casuale, ma l'istinto del cecchino di Anna Caterina Per fa 3-0 per l'Unterland. E ora Per che prova addirittura una doppia mossa per provare a ravvivare un incontro che si mette davvero male per la formazione di mister Massimo Zoni. A bordo campo pronte Deborah Zilli e capitan Karin Mantoani. Escono Gaia Sovilla e Carlotta Modolo. E allora vediamo come cambiano gli ingredienti di un menù rossoblù che per ora non ha regalato soddisfazioni. Certo, il gol di Per è arrivato in modo rocambolesco, un gol un po' casuale, nulla da togliere ovviamente alla prestazione, anzi una prestazione molto positiva anche di Anna Caterina Per. Qui si è trovata al posto giusto nel momento giusto e poi in qualche modo ha infilato la palla
alle spalle di Alice Bonassi con l'aiuto del palo. 3-0 Unterland Damen. Vediamo come si ridisegnano le tose con i due nuovi ingressi. L'impressione è che Deborah Zilli vada in qualche modo a corroborare le fasce. Allora, sicuramente con l'uscita di Sovilla cambia il terminale offensivo rossoblu, che dovrebbe diventare Elena Govetto, dunque da destra dovrebbe spostarsi al centro. Il modulo comunque dovrebbe rimanere il 4-2-3-1, quindi osserviamo quelle che saranno le mosse. L'impressione è che Zilli e Karin Mantoani vadano a girare sull'esterno, Cimarosti accanto a Laura Tommasella, quindi cambia una delle due fonti del gioco del centrocampo rossoblu. Sono cambiati però soprattutto gli esterni e la prima punta con l'accentramento da parte di Elena Govetto. Martinis, qui ottimo pallone in verticale per Karin Mantoani che può pensare alla traversone perché ha spazio. Traversone sul secondo palo, Zilli la riapre subito il Permac Vittorio Veneto con il proprio talismano, con la giocatrice che spesso e volentieri in questa stagione è riuscita a dare una scossa con la propria pragmaticità, con la capacità di essere al posto giusto nel momento giusto. L'abbiamo detto a più riprese quanto è importante esserci con la testa, esserci in questa fase. E allora improvvisamente il Vittorio Veneto trova il gol dell'1-3 e restituisce a questa mezz'ora abbondante di partita i crismi della possibilità di lottare ancora per un risultato importante. La salita è ancora molto ripida, ma l'ingresso di Zilli subito, dopo pochissimi secondi, davvero incredibile. Deborah Zilli, che è una delle note davvero ultra positive di questa stagione rossoblu. L'abbiamo ricordato anche nelle scorse occasioni, per lei è la seconda stagione da calciatrice, un passato nell'atletica molto lungo e denso di risultati, poi la voglia di passare a uno sport di squadra e pensate, alla seconda stagione sono 7 i gol in questo campionato ed è un gol importantissimo perché ora improvvisamente può davvero spostare inerzia morale. Alla fine al primo tiro in porta il Permac ha trovato il gol. Il calcio è questo, il calcio è cinismo. Il calcio è grinta, il calcio è voglia e c'è lo spazio, c'è il tempo perché le tose possano tornare a esprimere questi ingredienti da qui a fine partita. Calcio di punizione conquistato da Laura Tommasella, batte Tomasi, pallone in verticale, azione che è partita dalle retrovie con il bellissimo lancio di Martinis che ha trovato lo scatto di Karin Mantoani. Dunque proprio le due nuove entrate nello spazio di poco meno di un minuto dal loro ingresso in campo hanno trovato assist e gol dell'1-3 e questo è un segnale sicuramente non da poco per mister Massimo Azzoni. Karin Mantoani che ha avuto dei problemi fisici nelle ultime settimane, spesso ha stretto i denti. Nella partita contro le Torri in cui è andata anche a segno ha dovuto chiedere il cambio, domenica scorsa non ha potuto invece essere della partita in quel di Trento. Oggi invece un assist per lei, che è anche la miglior marcatrice della formazione della Città della Vittoria, con 9 reti realizzate in stagione, tra cui una rete su calcio di rigore. Ora Tose che provano come non mai a farsi vedere in avanti, calcio di punizione. Allora attenzione perché la partita è vivissima, con Laura Tommasella, con le palle da fermo che abbiamo detto possono costituire un'altra chiave per l'arrembaggio offensivo rossoblu. Va il capitano di giornata. Abbiamo detto che normalmente con Karin Mantoani in campo da titolare sarebbe la numero 28 di Sclaunicco, il capitano, e Tommasella vice. Quest'anno ovviamente, anzi in questa partita ovviamente, vista la titolarità di Tommasella, è lei con la fascia al braccio a portare la propria esperienza, quello sempre, ma anche quella C, che è molto importante in questa giornata in cui ricordiamo anche Franco Fattorelli, il fondatore della squadra, di cui oggi ricorre il compleanno. Pallone in area di rigore, attenzione perché rimane lì Govetto, non riesce ad agganciare Martinis, una bolgia nell'area di rigore dell'Unterland, in qualche modo poi riesce Menegoni a sbrogliare, poi Turrini lancia in avanti con la mancino per l'autrice del terzo gol dell'Unterland. Su di lei c'è Carlotta Gava, l'arbitro non ravvisa un intervento irregolare, poi la palla sfila oltre l'out, allora rimessa laterale per le Tose. Ora affamate più che mai, ci voleva davvero un gol, ci voleva un lampo, e il lampo è arrivato sull'asse. Martinis, Mantoani e Zilli. Ancora in avanti, Carlotta Gava per la rimessa laterale, cerca lo scatto di Govetto, all'altezza del vertice basso dell'area di rigore, c'è 7 casi che non le permette di girarsi, allora ha bisogno dell'assistenza di Mantoani, all'altezza ancora della bandierina. Mantoani prova a mettere un pallone, ce la fa in qualche modo in area di rigore,
riesce a allontanare però la retroguardia rosanero. Poi Per, ancora una volta, riferimento avanzato ora dell'Unterland. Gava, Mantoani, ora squadre corte, ma soprattutto molto molto alta la difesa del Permac. Qui Martinis era sfuggita alle spalle. La numero 92 Erlicher, primo giallo del match. Per Carlotta Martinis, anzi si trattava di Nischler, la 37, autrice del gol su rigore, che in questo caso ha rubato il tempo a Carlotta Martinis. A quel punto intervento che si è dimostrato importante anche a livello tattico, perché Nischler sarebbe scappata con troppa pericolosità verso la porta rossoblù. Dunque possiamo dire un giallo ben speso nell'occasione. Quando siamo al 22esimo, nel corso di questo secondo tempo, Permac sotto sempre i 2 gol, ma ora il punteggio di 3-1 con l'Unterland che aveva trovato anche la rete del 3-0 in apertura di ripresa con Anna Caterina Per al minuto 15, ma 2 minuti dopo la rete della neoentrata Zilli ha permesso alle Tose di provare ancora a dire la loro in questo pomeriggio. Pallone in avanti, prova la sponda Per, in qualche modo il pallone arriva in area di rigore, c'è però la posizione di fuorigioco del numero 27, si tratta di Marion Francesconi. Offside segnalato, ancora nessun cambio invece nella formazione altoatesina. Peraltro abbiamo detto che la particolarità sicuramente che si evince dalla distinta con cui si sono presentate le ragazze, o meglio la società di Cortina sulla strada del vino questo pomeriggio, vede 2 sole giocatrici in panchina a disposizione di mister Giorgio Giuliani, e sono la numero 9 classe 90 Francesca Fiore e la numero 10 Angela Muco classe 95. Dunque sicuramente poche le armi a disposizione del coach altoatesino. Attenzione però ancora all'Unterland che preme, qui Furlani in anticipo, poi Menegoni qui in gioco pericoloso su Carlotta Gava, partita che però è stata fermata. In questo caso c'era la possibilità anche del vantaggio per permettere alle Tose di approfittare dell'Unterland un po' sbilanciato in questa occasione. Fatto sta che come sempre è sacra la decisione del direttore di gara. E allora calcio di punizione difensivo per le rossoblù, che provano ancora a impostare. Sicuramente il gol di Zilli ha donato un po' più di autostima, ma ripetiamo, il percorso è ancora molto lungo per cercare di rimettere in piedi una partita che è uno scontro diretto importante per aspirare alle zone nobili della classifica. Qui Govetto ha provato a mettere pressione alla difesa dell'Unterland, rimessa dal fondo però per Anna Tarantino, classe 86, abbiamo detto è la più esperta della formazione altoatesina, che a livello anagrafico è la formazione più navigata. Perdonateci il gioco di parole, nonostante si tratti di una formazione sicuramente non a livello del mare come collocazione geografica. Comunque l'esperienza sicuramente è stata una chiave importante anche per permettere poi a questa squadra, che aveva cominciato con qualche difficoltà la stagione, con qualche risultato un po' troppo tentennante, con qualche sconfitta anche roboante, certamente contro avversarie quotate come Venezia e Trento, un doppio 4-1 nel caso del Venezia in terra lagunare, nel caso del Trento invece sul terreno di Cortina sulla strada del vino. La sconfitta anche poi, doppia sconfitta col Cortefranca, ma quella sicuramente ci può stare perché abbiamo detto che è una formazione con valori molto diversi. Sicuramente momento chiave è stata la partita contro il Padova, un 5-0 che ha destato grande scalpore, anche perché il Padova sembrava una delle formazioni più in forma del campionato, forse non ancora attrezzato per poter lottare per la prima posizione, ma sicuramente insomma una manita che ha fatto sensazione da parte delle ragazze altoatesine. Ora Zilli, l'autrice del gol che ha riacceso le speranze per le Tose, qui prova a dare una mano anche a Furlan, che come al solito deve gestire un Erlicher guizzante davanti a lei. Poi il rilancio di Capitan Wurich, questa volta non ci può arrivare Erlicher. Martinis allora alleggerisce per Alice Bonassi. Ne approfittiamo anche per vedere le novità dagli altri campi, perché tutto è in bilico, in coda, ma soprattutto nelle mattonelle più nobili della classifica. Allora Trento, che stando ai risultati che ci arrivano da tutto campo, sta dilagando a Venezia 4-1, e questa è una prova di forza della formazione di mister Spagnolli contro un Venezia che è stato protagonista di partite davvero sensazionali nel girone di ritorno. Come non ricordare il 5-0, qui intanto si complica la vita Giada Tomasi su Nischler,
e infatti arriverà il cartellino giallo anche per la numero 5 rossoblù. Dunque ammonite le due centrali di difesa della formazione di mister Massimo Zoni. C'è anche il terzo cambio nel Permac e allora spazio per Luna da Ross. Vediamo come cambia la formazione rossoblù. Esce Elena Govetto, allora work in progress, manovre in corso per quanto riguarda lo schema tattico rossoblù, perché esce un attaccante che quest'oggi ha cominciato da esterno offensivo ed entra una giocatrice che ha compiti di fascia prevalentemente difensivi, dunque va mischiandosi nuovamente il calderone tattico della formazione rossoblù. Luna da Ross che sembra sistemarsi a destra in posizione difensiva. Allora, da capire come si sistemeranno, sicuramente mossa dettata anche dalle due ammonizioni, i due gialli di Martinis e Tomasi, abbiamo detto, le due sentinelle dell'unità di crisi della retroguardia rossoblù. Attenzione qui però, ci prova l'Unterland con 7 casi, deve intervenire Cimarosti in scivolata e mettere il pallone in calcio d'angolo. Diciamo che sarà importante vedere soprattutto come andrà a collocarsi Giada Tomasi. Giada Tomasi che in questo momento è ben lontana dall'area di rigore, lamenta sembra anche un problema al fianco, all'anca. Dunque è curiosamente la giocatrice più avanzata, una delle due giocatrici fuori dall'area di rigore. Attenzione al pallone in area di rigore, coi pugni, Bonassi in qualche modo, poi Mantuani l'allontana. Proprio Giada Tomasi che in questo momento è il riferimento offensivo. Pallone poi per Mantuani, ancora per Tomasi, raggiungibile qui il pallone in avanti, Menegoni. Vediamo, perché l'impressione è che Giada Tomasi possa essere stata dirottata proprio da punta e questa sarebbe una mossa curiosa, perché l'abbiamo visto in alcune situazioni, parliamo ovviamente di casi celeberrimi anche del calcio maschile, ricorderete forse Ranocchia, impiegato, il difensore dell'Inter, impiegato dal suo allenatore, ex allenatore Spalletti anche come punta. Intanto cambio anche nell'Unterland, allora si gioca una delle due pedine a disposizione mister Giorgio Giuliani, che sostituisce la numero 7 Federica Turrini, altra giocatrice di esperienza all'interno del sodalizio rosanero ospite. Entra anche la Muco col numero 10. Vediamo come si sistemerà la neo entrata dell'Unterland. Però ripetiamo, l'impressione che stiamo avendo in questo momento è che la difesa 4 rossoblù sia ora formata da Gava Martins centrali con Furlan a sinistra e Da Rossa penetrata a destra, Mantuani e Zilli larghe, Tomasella e Cimarosti a centrocampo e Bigaran che quindi supporta la punta. In questo momento è Tomasi. Attenzione però qui sorpresa la difesa rossoblù, anzi no, si era alzata bene. Abbiamo peccato in questo caso nel definire quello che era stato il movimento da parte invece delle attente centrali. C'era offside qui di Erlicher, noi abbiamo purtroppo poche possibilità di apprezzare talvolta il replay e anche l'ottimo lavoro fatto dalle giocatrici rossoblù. Qui però era ampio evidentemente lo scarto in avanti con cui si è fatta pescare, oltre il penultimo difendente, la sempre pericolosa Erlicher. Dunque un inedito, Giada Tomasi. Ricordiamo anche che Giulia Trevisiol sì è in panchina, ma di fatto ha poca autonomia per poter essere al servizio della squadra, visto il problema alla caviglia patito nel match contro il Trento. Giada Tomasi è sicuramente una delle giocatrici di maggior qualità del Vittorio Veneto e quindi partita difensore in questo momento agisce da punta centrale. Vedremo se questa mossa sortirà gli effetti voluti, anche con grande coraggio da mister Massimo Zoni. Zilli qui deve domare un pallone difficile, allontana Casal senza complimenti, riesce in qualche modo a renderlo giocabile addirittura Per, che allora prova a sfidare a duello Gava e Martinis, attende anche i rinforzi, deve allargarsi sulla destra, ovviamente Gava non le concede spazio, può spingerla il più possibile verso l'out, con grande voglia, grande caparbietà, ancora duello con Per che ora sta provando a cercare disperatamente lo spazio per il cross, si lotta in un fazzoletto di terreno all'altezza della bandierina di destra, pallone incollato dentro la mezzaluna, non vuole spostarsi da lì e poi alla fine viene gestito da Zilli, qui non è stato ravvisato alcunché da parte del direttore di gara, interminabili frame qui di lotta all'altezza della bandierina. Rimessa laterale comunque in zona offensiva. Siamo alla mezz'ora. Allora attenzione perché è vero, il Parma che aveva trovato il gol con Zilli ormai 13 minuti fa, ma deve tornare a colpire verso la porta di Tarantino per cercare di trasformare questo quarto d'ora finale
in qualcosa di appagante, ovviamente in primis. Dal punto di vista del risultato, pallone ora tra i piedi di Laura Tommasella, che pensa al lancio, poi attende Martinis, che nel frattempo aveva fatto riprendere il gioco e che ora attende il piazzamento da parte delle proprie compagne di squadra. Tommasella con la destra, lancio in profondità per Tomasi. Qui Tomasi riesce anche per un istante però a approfittare di un rimpallo su Menegoni. Poi Nischler, sempre molto propositiva, riesce a recuperare e a ripulire questa sfera. Dialogo in verticale. Ancora con la nettata Muco. Nischler prova a centrarsi, cerca di portarsi il pallone sul sinistro. Non glielo permette però Luna da Ross. Allora Nischler è costretta a cercare un piano B, tipo come saltarla, e lo fa. Attenzione Nischler, ottimo spunto, poi da Ross in scivolata per spalle alla porta, al limite dell'area piccola, la battuta da parte, non riusciamo a vedere esattamente, pare la numero 37 da questa posizione, ci pare Nischler, e l'Unterland Amen trova la rete del 4-1 e quindi spegne nuovamente la fiammella, gli ardori rosso-blu con questa battuta qui di prepotenza. Ottimo lavoro sulla fascia da parte della formazione ospite, che è riuscita a incunearsi in qualche modo da sinistra, poi per spalle alla porta ha servito sullo scarico la corrente. Nischler che col piattone è riuscita a battere ancora Alice Bonassi. Allora terzo cambio per la formazione rosso-blu, entra Arianna Cartelli al posto di Sofia Bigaran. Altro tassello che implicherà uno spostamento, una rotazione nelle protagoniste in campo. Arianna Cartelli che dovrebbe andare quindi accanto a Laura Tommasella, con Cima Rosti che dovrebbe andare alle spalle di Giada Tomasi. Formazione davvero inedita in tutto e per tutto per quanto riguarda la disposizione delle giocatrici in campo. 4-1 dunque per l'Unterland. È durato un quarto d'ora il sogno, l'auspicio che le tose potessero cambiare il proprio destino. Certo, il calcio è uno sport strano, è uno sport ricco di sorprese. Di fatto era stata sorprendente anche la puntura del Permac con Deborah Zilli, primo tiro in porta al minuto 62, che era valso la rete dell'1-3. Un quarto d'ora dopo però ci ha pensato Nischler, doppietta allora per lei, nel riportare l'Unterland a una distanza apparentemente di totale sicurezza rispetto alle avversarie. Vediamo i tentativi da parte delle rossoblu. Ora pallone rilanciato da Vurish per grande secondo tempo, in particolare della numero 21 della formazione di Cortina sulla strada del vino. Qui da Ross deve alleggerire per Bonassi. A questo punto possiamo concentrarci anche maggiormente sugli altri risultati, anche perché arriva la notizia del pari del Brixen contro il Cortefranca. E allora attenzione, l'abbiamo detto, è un campionato molto vivo, campionato che interessa le tose per una posizione nell'elite, ma che deve scrivere dei verdetti importanti a referto, sia in testa che in coda. Ovviamente tutto ancora può cambiare, ma in virtù del potenziale provvisorio pareggio del Cortefranca in casa del Brixen e la contemporanea vittoria sonora del Trento 4-2 a Venezia, il Cortefranca perderebbe altri 2 punti dalla squadra seconda in classifica e manterrebbe un solo punto di vantaggio, ripetiamo, con una partita in più, ma il calendario insomma offre ancora degli scontri potenzialmente molto pericolosi. Il Cortefranca dovrà venire a giocarsela anche qui a Vittorio Veneto. A livello qualitativo una partita che sicuramente vede ampiamente favorite le ragazze bresciane, ma le tose devono soprattutto ritrovare lucidità in questo finale di stagione, perché le partite in cui hanno espresso grinta sono state quelle in cui hanno saputo livellare di più i valori anche con le formazioni costruite per la promozione. Il Permac non è una squadra che quest'anno poteva ambire a lottare per le posizioni di vertice. Certamente il nome, il prestigio, le ultime storiche annate che hanno visto il sodalizio della Città della Vittoria impegnato in Serie A e Serie B erano d'auspicio. Ricordiamo anche poi 2 stagioni fa il secondo posto nel campionato di Serie C, campionato poi vinto dalla Riozzese, ma in cui le tose fino all'ultimo avevano insidiato la formazione
guidata anche all'epoca da Roberto Salterio, specialista delle promozioni. Qui intanto Erlicher va a duello con Bonassi, che non poteva raccogliere la sfera nonostante fosse in vantaggio, pallone che danzava sulla linea esterna dell'area di rigore. Dicevamo, il Permac è ripartito con una nidiata di giocatrici giovanissime, con alcune senatrici che sono rimaste a fare da chioccia alle giocatrici più grandi. Sicuramente quello che rammarica, che crea rammarico per quanto riguarda soprattutto questa seconda parte di stagione, è qualche passaggio a vuoto che si è ripetuto soprattutto nelle gare stagionali. Pensiamo alla partita col Venezia, partita dove di fatto le tose erano state superate da ogni punto di vista dalle avversarie, le stesse con cui avevano però pareggiato 3-3 nella gara d'andata al Nereo Rocco di Marconi. Insomma, sicuramente qualche risultato apparentemente severo, o marcatamente anche severo nel punteggio, poteva essere evitato. Un po' più di grinta, un po' più di lucidità, un po' più di capacità di resilienza nei confronti delle avversarie. Poi chiaramente questo nulla toglie all'ottima, ottima prestazione dell'Unterland Damen, che sta venendo a raccogliere 3 punti più che meritati qui a Vittorio Veneto. L'abbiamo detto, che è una formazione che è cresciuta tantissimo nel corso del girone di ritorno. Una squadra formata da tanti prospetti locali, come spesso capita in queste realtà peculiari, come quelle altoatesine. Attenzione intanto il pallone per Erlicher, anche questa volta però c'è fuori gioco, pallone che era sgusciato tra le gambe rosso-blu, ma Luna da Ross era riuscita a far scattare, ovviamente in cooperazione con le compagne di squadra, la trappola dell'offside. Calcio in punizione, vediamo se le tose ci provano almeno per dare un po' di pathos, un po' di pepe a questo finale di gara. Devono accelerare i ritmi, qui Bonassi da playmaker alla Bonucci. Pallone però irraggiungibile per Giada Tomasi, che, ripetiamo, da difensore sta chiudendo in avanti. Non dobbiamo neanche dimenticare la sfortuna che ha colpito l'organico di mister Massimo Zogni a più riprese quest'anno. Qui brevissima Cartelli intanto, che strappa un ottimo pallone. Allora va la numero 13, che poi è imperfetta nella costruzione del passaggio, ma aveva rubato il tempo con grande capacità alla propria avversaria. Furlan, attenzione perché Tomasella è da sola, può anche pensare alla conclusione, deve lavorare questo pallone, toccarlo indietro per Martinis. Martinis ha un po' di spazio, prova il lancio con lo scavettinare di rigore, in anticipo Virich, poi duello tra Daros e Menegoni, prova il controllo Mantoani, controllo difficile, Nischler ancora ruba il pallone, può provare a trasformare l'azione difensiva in offensiva per, in vantaggio però Carlotta Gava, all'indietro per Alice Bonassi, Bonassi con la piattone per Arianna Cartelli, che sembra stata bene in partita, buono lo spunto di pochi istanti fa. Non aggancia Cimarosti, lo fa invece la numero 29 Föstl, l'autrice del primo dei 4 gol dell'Unterland, pallone poi in verticale. Gava alleggerisce per Alice Bonassi, ne approfittiamo anche per ricordare allora la sequenza dei gol con l'Unterland che aveva chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio con la rete di Föstl al terzo minuto, raddoppio su calcio di rigore al 38esimo con Nischler, poi al 15esimo aveva fatto 3-0 per, ma 2 minuti dopo Deborah Zilli è entrata da pochissimi secondi con la complicità, con l'assist di Karin Mantoani, a sua volta è entrata in campo da neppure un giro di lancette, aveva trovato il gol dell'1-3, però l'ha chiusa nuovamente Nischler per un 4-1 che non sembra in discussione. Mancano 6 minuti al 90esimo. Tose che devono ritararsi perché questo finale di stagione non fa sconti anche dal punto di vista della condizione fisica. Ci saranno altre 5 partite per chiudere al meglio possibile questa stagione, che ricordiamo era partita con l'obiettivo della salvezza, e da questo punto di vista obiettivo ampiamente centrato con tante giornate d'anticipo. Poi ripetiamo, era salito quell'anguorino, quella voglia di poter far sentire la propria voce, la propria qualità anche alle spalle di formazioni comunque più attrezzate e più esperte. Rinvio di Tarantino nella zona di Muco, che non riesce a controllare il pallone. Tomasella col mancino, di prima Tomasi per Cimarosti, che ha provato in velocità a innescare Zilli, poi Viric esce molto bene qui dalla difesa, va via col doppio passo, scambio con Per, ancora Viric, qua grande azione del capitano dell'Unterland Damen, che riesce anche a trovare Erlicher, solito duello con Furlan, prova anche la battuta Erlicher, ha visto con la coda dell'occhio Bonassi che stava facendo un passo laterale sulla propria destra, ingolosita la numero 92 dell'Unterland, ha provato
a colpire verso la porta, ma non ha trovato con grande precisione lo specchio di Alice Bonassi. Martinis apre sulla sinistra per Daros, anzi sulla destra per Daros. Qui Mantovani poi rimontata da un'avversaria per, ancora da unica punta, in orizzontale, sale Fessle. Questa volta lancio irraggiungibile per Erlicher, pallone tra le braccia di Bonassi. Partita che sembra onestamente aver poco da dire. Sicuramente la coltellata del 4-1 dell'Unterland è stata l'elemento risolutore per quanto riguarda questo pomeriggio, questa 21esima giornata. Ne approfittiamo anche per vedere quelli che saranno gli impegni futuri, gli impegni in cui le Tose dovranno ritrovare la quadra. Prima segnaliamo però il secondo cambio dell'Unterland, che dunque manda in campo anche la seconda giocatrice a disposizione. Esce un'ottima, generosissima Anna Caterina Per ed entra la numero 9, Francesca Fiore, per questi ultimi 4 minuti più eventuale recupero di partita. Dicevamo, andiamo a vedere quelli che saranno anche i prossimi impegni. Domenica prossima le Tose giocheranno sul campo della SPAL, impegno prestigioso ovviamente per il blasone della formazione Estense, che è affiliata al sodalizio maschile. SPAL che quest'anno sta disputando un campionato di sofferenza, un campionato votato alla salvezza. È quart'ultima a 12 punti. 12 punti alle spalle del Vittorio Veneto, sono 14 quelli in classifica, ma insomma sembra aver messo del terreno risolutivo tra sé e le rivali per la salvezza, prevalentemente Isera, Portogruaro e le Torri. Tra poco andremo anche a vedere gli impegni appunto delle avversarie in coda. Per quanto riguarda il prossimo impegno in casa, che sarà anche l'ultimo che vi proporremo in diretta per questa stagione, attenzione però allo spunto a parte di Nischler. Qui blocca Bonassi, dicevamo ultimo appuntamento stagionale, poi ci sarà sì la partita casalinga anche tra Tose e Cortefranca, ma noi chiuderemo il nostro ciclo di dirette domenica 30 maggio, un impegno comunque interessante contro il Portogruaro, è un derby anche questo, derby veneto che promette di regalare scintille con un Portogruaro che molto probabilmente si presenterà qui a Vittorio Veneto affamatissimo di punti salvezza. Ancora Cartelli. Ottimo break, prova a cercare poi Tomasi. Ripetiamo, buono l'ingresso per voglia, per grinta di Arianna Cartelli in questo finale. Poi Tommasella, sale Luna da Ross che prova di prima, un pallone difficile in avanti per Karin Mantovani, poi riesce a intervenire in qualche modo anche da Ross, neanche fortunata, chiede un fallo di mano di 7 casi. Non ravvisato però dall'arbitro, allora Martinis, qui va a scontro con 7 casi, continua però il gioco, comanda la prosecuzione dell'azione il direttore di gara, gioco che rallenta col piede di Menegoni che disegna questo pallone filtrante per Erlicher, questa volta duello spostato a sinistra con Carlotta Gava, sale Nischler, ancora Cartelli bene, Mantovani, Tomasi, Tommasella all'indietro per Luna da Ross, qui esce male il lancio con la destra, pallone allora per Muco, 1 minuto e 30 al 90esimo, vediamo se il direttore di gara comanderà dell'extra time, come non ha fatto nel primo tempo, nonostante qualche interruzione per contatti di gioco assolutamente fortuiti e che non hanno lasciato per fortuna strascichi di alcun tipo da una parte e dall'altra. Si riparte da Tarantino che deve dialogare ancora con le centrali. Tomasi generosa in questa partita particolare, almeno nella seconda parte, in questo ruolo assolutamente particolare. Qui Zilli è riuscita a strappare il pallone con la punta del piede. Tommasella, Gava va col mancino, pallone però a metà strada tra Furlan e Deborah Zilli, allora si lancia l'inseguimento, la neoentrata Fiore che riesce a mantenere il pallone in campo, prova a far vedere la freschezza su Furlan, poi scontro fortuito ma energico tra le due giocatrici, pallone che sfila allora oltre l'out. Guardiamo sempre i risultati degli altri campi perché sicuramente molto importante la vittoria sia del Portogruaro Oristano, parziale ovviamente per quello che ci arriva a tutto campo, sia della SPAL sul campo delle Torri, per chiarire quella che è la situazione in coda. Le Torri con questa sconfitta rischia di salutare il sogno salvezza, il sogno che appariva improbo sin dall'inizio, rimarrebbe a 4 punti. Poi Portogruaro a 10 non si allontanerebbe dalla zona salvezza, attenzione intanto palla recuperata ancora da Nischler, forse la migliore in campo delle ospiti, poi conclusione sballata di Fiore col corpo all'indietro. Dicevamo in coda le Torri ormai staccate con 4 punti, Portogruaro con 10
che guadagnerebbe sull'Isera, Isera che sta perdendo in casa col Padova, dunque Portogruaro che riaprirebbe la lotta a salvezza, la SPAL con la vittoria che sta ottenendo sul campo delle Torri andrebbe a creare del vantaggio, non ancora rassicurante perché dietro, ripetiamo, la vittoria del Portogruaro tiene ancora la fiammella viva per molte squadre, ma una lotta a salvezza appassionante, quindi vi invitiamo a seguire anche quello che sarà il derby di domenica 30 maggio, qui in diretta sulla Tenda TV. Intanto Tomasi sfila bene qui all'interno delle fitte maglie della difesa bolzanina, c'è però Tarantino alle spalle. In vetta attendiamo di capire i risultati finali di Cortefranca e Brixen per delineare quello che sarà l'interessante menù anche per quanto riguarda la lotta a promozione. Tose che dunque rimarranno all'ottavo posto con 26 punti, con 5 lunghezze di ritardo dalla Triestina, che sarà l'ultima avversaria stagionale delle Tose. L'Unterland invece, con questa vittoria, sale a quota 33, va a ringhiare, come abbiamo detto, alle spalle dell'Elite, che è Padova e Venezia. Attenzione intanto il pallone per Erlicher, questa volta la posizione regolare, Erlicher può saltare Bonassi e questo è il gol del 5-1 della formazione altoatesina. La numero 92 si mette a referto e per le Tose si chiude un altro pomeriggio da dimenticare nella città della vittoria. Seconda sconfitta con 5 reti al passivo consecutiva qui in casa, sconfitta che evidentemente deve far riflettere perché non può essere un'abitudine, una cattivissima abitudine, quella di incassare tante reti, come sta avvenendo soprattutto nelle ultime partite. Dobbiamo dirlo, una prestazione che rappresenta un passo indietro rispetto ai progressi che si erano visti contro il Trento, secondo in classifica. Ultimi 60 secondi che chiuderanno questo amaro pomeriggio nella città della vittoria. Alessia Erlicher è stata decisamente una delle migliori, duello perenne. Intanto l'arbitro non fa neppure riprendere il gioco, quindi conclude la partita di fatto in anticipo rispetto a quanto comandato. Finisce 5-1 per l'Unterland Damen, sconfitta severa, lezione sicuramente dura da digerire per la formazione rossoblù, che aveva provato nel secondo tempo, dopo il primo quarto d'ora, timidamente a riaprirla con Deborah Zilli, ma poi si è spenta subito questa fiamma che aveva fatto ben sperare per l'epilogo di gara. Alla fine l'Unterland vince, stravince, meritando, dominando qui nella città della vittoria. Allora riepiloghiamo quelle che sono le reti di questo pomeriggio. Unterland in vantaggio nel primo tempo al terzo minuto con Fössl, deviazione volante per spezzare gli equilibri dopo 2 minuti e 48 secondi. Poi raddoppio al 38esimo con Nischler, calcio di rigore conquistato dalla stessa Fössl che aveva subito l'intervento di Carlotta Martinis. Dal discreto Nischler poi ha battuto Bonassi imparabilmente. Il 3-1 di Per al quarto d'ora. Le Tose avevano provato a riaprirla con Deborah Zilli, entrata a pochissimi secondi insieme a Karin Mantovani al minuto 17. Poi però Nischler ha fatto doppietta al minuto 77. Nel recupero, al secondo di recupero, Alessia Erlicher ha messo la firma, il punto esclamativo, il caps lock su questa partita che, ripeto, rappresenta sicuramente una sconfitta dura per le Tose, che avevano fatto vedere molto meglio, in termini di prestazione almeno, in casa del Trento. Terzo KO consecutivo, bisogna ripartire, bisogna raddrizzare le antenne per il finale di stagione. Abbiamo detto, domenica prossima i rossoblù andranno sul campo della SPAL, è un avversario sicuramente che si può affrontare in un altro modo, si può affrontare a viso aperto. Noi ci rivedremo qui sulla Tenda TV domenica 30 per l'ultima, per quanto ci riguarda, quanto riguarda le nostre dirette, in casa il derby sicuramente molto interessante contro il Portogruaro. Intanto è tutto qui dalla città della vittoria. Ringraziamo Federico Campolorto in regia insieme a Davide Propinello, ringraziamo Stefano Modolo alle riprese. L'appuntamento è alla prossima, appunto, domenica 30 maggio qui sulla Tenda TV. Un grazie e buona serata a tutti da parte di Paolo Pappagallo.